Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con America di Risaia veloce con all'esterno Don't Give Up LJ che proverà ad accodarsi e lo fa Numero in 2, 100 metri. squalificato. Ha sbagliato invece Dega del Ronco, così due dei più attesi subito all'avanguardia. America di Risaia, Don't Give Up LJ, terza posizione per Dionisio. 200 iniziali se ne vanno in 15,5 con America di Risaia che conduce nei confronti di Don't Give Up LJ, poi Dionisio, quarta posizione per Cantico. Più indietro vediamo Boston Trio all'esterno. Numero 13 Allocco Jet, squalificato. Copre il numero 9 Dayton, più indietro Bellamente, via via tutti gli altri. Con ritmo comunque che si mantiene piuttosto vivace. Primi 600 metri in 45,8 con partenza da fermo, quindi velocità sicuramente assicurata quella di America di Risaia che è in schiena Don't Give Up LJ, poi Dionisio Cantico in quarta, 800 iniziali che se ne vanno in 1 minuto e 7 decimi, ha spostato all'esterno Cantico, cavalli che sono sulla piegata. Cantico avanza per corsie esterne, avvicina ora Don't Give Up LJ, intanto il chilometro iniziale percorso nell'ordine dell'1:16,7 con America di Risaia in vantaggio, Don't Give Up LJ in scia, all'esterno Cantico che si trascina Boston Trio e quindi anche il numero 8 Amore Stecca. Situazione tattica invariata anche a 800 dalla conclusione con un parziale in 14,5 per America di Risaia che mantiene vivo il ritmo di gara. In seconda posizione è sempre Don't Give Up LJ davanti a Cantico all'esterno che copre Dionisio. Sposta a questo punto Don't Give Up LJ a 400 dalla conclusione, va all'attacco e si distaccano America di Risaia e Don't Give Up LJ. Due prendono vantaggio. America di Risaia cerca di ribattere a Don't Give Up che insiste, più indietro Dionisio, completamento delle piegate, ingresso in retta d'arrivo con Don't Give Up LJ che insiste nella sua progressione, va su America di Risaia che tenta ancora la difesa estrema, ultime battute con Don't Give Up LJ che attacca a fondo e nel finale passa per vincere sulla stessa America di Risaia, al terzo Dionisio, al quarto Cantico. La vittoria è dunque per Jenny Riccio con Don't Give Up LJ che sul traguardo emerge di precisione su una coriacea America di Risaia che conferma l'ottima prestazione modenese, del resto conferma l'ottima vittoria dell'ultima uscita anche Don't Give Up LJ che era alla prima uscita con Jenny Riccio, ora alla seconda, 2 vittorie per Don't Give Up LJ. Jenny Riccio in sediolo e Jenny Riccio anche al training per conto del signor Gianfrate, Gian Manuele Gianfrate, che vince dunque con pieno merito questa corsa tris, piegando di forza le resistenze di America di Risaia.